A differenza di tante altre località della regione, Schio era quasi priva di antichi edifici monumentali, di grandi palazzi gentilizi o di piazze eleganti, dedicate al passeggio e alle chiacchiere. Non era mai stato un paese per signori, ma solo un borgo di lavoratori e di imprenditori, accomunati tra loro dall'etica del lavoro e dall'estetica della frugalità. In piazza, davanti al Duomo, al posto del solito monumento a qualche re, o a Garibaldi, o a un illustre letterato, faceva mostra di sé la statua dedicata al tessitore, l'operaio per antonomasia, l'Homo, come veniva familiarmente chiamato, e una scritta, incisa nel piedistallo, riassumeva qual era la visione del mondo lassù, tra la gente dell'Alto Vicentino. Uguali dinanzi al telaio come dinanzi a Dio. Beh, proprio uguali magari no, ma di sicuro molto simili. Le abitazioni degli industriali erano, come ovvio, più ampie, imponenti e ben costruite rispetto a quelle degli operai, ma sorgevano accanto ad esse, lungo le medesime strade del centro, senza tanti fronzoli e senza vistosi orpelli architettonici. Via Porta di Sotto e il suo primo tratto, ora denominato via Cavour, si presentava del tutto simile alla consorella via Pasubio. Stesso andamento sinuoso, stesso alternarsi d'ampi portoni che un tempo portavano a corti interne cinte da manifatture, mulini, magli e officine. In quel limpido mattino di maggio del 1970, via Pasubio appariva silenziosa e tranquilla, percorsa soltanto da pochi studenti ritardatari o da sparuti gruppi di operai dell'anificio Conte, l'unica industria rimasta ancora attiva in quei pressi, dove si era insediata nel lontano 1757. Dopo le 8, mentre già si intieppidiva l'aria fredda calata dai monti durante la notte, la strada pian piano s'acquietò. I raggi del sole, ormai alto, colpivano di sbieco le facciate delle case e disegnavano sulla carreggiata deserta campiture di luce e di ombra. L'asilo Rossi doveva il suo nome all'industriale Alessandro Rossi, che l'aveva fatto costruire nel lontano 1872 per fornire un servizio ai propri lavoratori e all'intera cittadinanza. In puero spes c'era scolpito nell'alto timpano che ornava l'edificio collocato quasi di fronte agli stabilimenti, ora dismessi. Lì dentro ogni cosa era austera, solida, solenne. Perfino i termosifoni erano enormi, dei veri e propri monumenti in ghisa, progettati per la casa dei Ciclopi. Dopo il grande trasloco, l'unico suono rimasto ad accompagnare il trascorrere del tempo era lo scroscio costante dell'antica roggia che correva fragorosa e senza più scopo al lato dei capannoni dismessi. Anche l'edificio possente della fabbrica alta, la cattedrale industriale della Lanerossi, era ormai ridotto a un gigantesco fossile e si ergeva attonito su una distesa di capannoni deserti, irti di shed appuntiti. All'alba la luce del sole accendeva i 1000 riquadri delle sue vetrate industriali, regalandogli pochi minuti di vita illusoria fatta di riflessi dorati e di lampi fugaci.